Buongiorno, bentrovati per la nostra rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani nazionali che oggi si dividono soprattutto con due titoli, poi andremo a vedere nella nostra seconda parte anche le prime pagine dei quotidiani locali. Sui nazionali dicevo due notizie che riguardano altre nazioni ma che interessano anche l'Italia. Stiamo parlando dell'elezione del sindaco di New York, con delle caratteristiche particolari, musulmano, giovanissimo, contrario a Trump e chiaramente tutto questo sollecita degli interventi politici diversi in Italia. Poi c'è il caso Al-Masri con il generale che è stato arrestato e anche in questo caso suscitando un vespaio di polemiche politiche in Italia. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera i due titoli come vengono trattati. Innanzitutto troviamo il titolo legato al sindaco di New York con la foto con Mamdani che trionfa e sfida Trump. L'ha fatto nel suo primo discorso ufficiale, ha chiesto proprio a Trump ad alta voce di ascoltare. Il sindaco, so che ci guardi, appunto, alza il volume, pump up the volume, come si diceva in canzoni importanti. E poi il titolo del generale Al-Masri, arrestato a Tripoli e scontro in Italia. Il governo anche per questo l'abbiamo espulso, questo dice il governo italiano. Chiaramente andrà indagato anche il perché, magari per evitare delle brutte figure notevoli all'Italia. Ma chiaramente di questo si parlerà e si continua a parlare, anche perché lo vediamo proprio dalle pagine interne dei quotidiani, sempre sul Corriere della Sera, con la Libia che arresta Al-Masri e l'opposizione che parla però di Italia umiliata. Il generale che Roma rispedì a Tripoli è accusato di tortura. E Forza Italia dice il governo sotto questo aspetto non c'entra nulla. Considerazioni che vedremo anche nelle prime pagine cambiano il tema di come viene vissuta e di come viene vista questa notizia in Italia. Stesso discorso è un po' la notizia legata al sindaco di New York. Qui siamo sulle pagine interne del Corriere della Sera che definisce Mamdani re di New York e che sfida anche il despota Trump. Difenderemo questa città, primo sindaco millennial e musulmano, 34 anni per lui. Il presidente minaccia, poi dice forse potrei aiutarlo. Vedremo ovviamente sotto questo aspetto che cosa succederà. Nelle pagine interne del Corriere della Sera troviamo anche un riferimento ad una notizia di casa nostra, una notizia siciliana che troveremo invece sulle prime pagine dei quotidiani locali, le carte dell'inchiesta, un'inchiesta che promette di diventare certamente importante e di allargarsi. Abbiamo Enna, Palermo e Siracusa, nomine e sanità, così parlava Cuffaro con le indicazioni legate appunto alle nomine della sanità. Oggi nei nostri telegiornali ulteriori notizie e approfondimenti su questa inchiesta che sconvolge certamente il mondo della politica siciliana, dove probabilmente niente sarà più come prima. Queste possono essere delle indicazioni. Ritorniamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali per concentrarci sulle notizie che vi abbiamo dato in precedenza, per cui situazione Al-Masri con alcuni quotidiani che aprono proprio con questa notizia. Tripoli arresta Al-Masri, si riapre lo scontro in Italia, è il titolo ad esempio del giorno. La procura libica lo accusa di torture e di uccisioni. Le vittime del generale chiedono il risarcimento del governo. Palazzo Chigi si schermisce, sapevamo tutto, perciò lo abbiamo rimpatriato. Le opposizioni però chiedono a Meloni di chiarire la vicenda. Anche su questo ci sono interpretazioni, ad esempio il Fatto Quotidiano su questa notizia dà una bacchettata anche in diretta al ministro della giustizia italiano. La Libia dà ripetizioni di diritto
a nord DC. I meloniani scavalcati persino da Tripoli, e questa è la considerazione che danno sul Fatto Quotidiano. Indagine domestica, blitz che imbarazza il governo italiano, ma nessuna volontà di consegna alla CPI. Palazzo Chigi liberato per farlo arrestare là. Questa è la versione appunto del governo nazionale. Sulla notizia la stessa considerazione sul il fatto che appunto al-Nasri era stato scarcerato in Italia e poi arrestato poco dopo, pochi mesi dopo, in Libia. Il governo rimedia, una lezione pure da Tripoli, un po' lo stesso tema che abbiamo visto sul Fatto Quotidiano. E se il caso al-Masri porta a considerazioni diverse, lo fa anche l'elezione del nuovo sindaco di New York. Ripetiamo, qualcuno parla di un'altra America, certamente è un mondo contrapposto rispetto a quello che l'America ha fatto vedere fino adesso con Trump. E ci sono delle reazioni politiche anche in Italia, perché c'è qualcuno che si avvicina o vuole avvicinarsi alle tesi politiche del nuovo sindaco di New York. Ma in generale chiaramente ci sono le notizie prima di tutto, e allora Repubblica apre proprio con il sindaco dell'altra America, il giovane socialista Mamdani, che trionfa alle elezioni di New York. Ai democratici anche Virginia e New Jersey, l'ira di Trump, a Manhattan un regime comunista, così la gente scapperà. I dubbi intanto però della Corte Suprema sui dazi, che probabilmente hanno portato anche a un calo di voti per quanto riguarda il partito del presidente, che è uscito sconfitto appunto dai democratici nelle varie zone dell'America. Anche in questo caso vi faccio vedere poi altri titoli, perché diventa appunto poi anche un'interpretazione politica, perché come vi dicevo c'è chi, soprattutto la sinistra, soprattutto in Italia, ma anche nelle altre parti del mondo occidentale, si rivedono magari in quello che può succedere, che sta succedendo a New York, e allora le interpretazioni poi si riflettono sui titoli dei quotidiani che troviamo in Italia. Ad esempio La Verità: la sinistra italiana in estasi per l'islamo comunista USA. Il Propal Mamdani vuole alzare le tasse per congelare sfratti e affitti, rendere gratuiti i mezzi pubblici, gestire i prezzi degli alimentari. Per i nostri capetti progressisti a caccia di un vero leader è un modello, questo dicono sulla Verità. Però se andiamo ad esempio su altri quotidiani, il tema è trattato in un modo diverso. Ad esempio l'Unità: il socialismo è tornato, riparte da New York, la capitale dell'Occidente, e questo è un tema giusto sollevato dall'Unità, perché chiaramente stiamo parlando di un cambiamento epocale in una città che rappresenta l'Occidente in tutto e per tutto. E in tutta l'America democratici e donne a valanga. 34 anni, stravince nella Grande Mela, che botta per Trump, ha vinto veramente nettamente Mamdani. Se andiamo a vedere invece sul Manifesto, si parla di Nuova York, con una partecipazione straordinaria al voto e conquistando la maggioranza assoluta. Zoran Mamdani è il primo storico sindaco musulmano della Grande Mela. Sono anche giovane socialista e non mi scuso per questo, e al debutto attacca appunto subito Trump. Ecco perché tanti quotidiani avvicinano appunto l'essere socialista del nuovo sindaco a un socialismo che può ritornare o che potrebbe ritornare in auge. Però ci sono altre indicazioni, e viene fuori anche l'accostamento abbastanza facile e semplice con la Mela, la Grande Mela, che poi è la città di New York, per alcune frasi del nuovo sindaco. Ad esempio Il Tempo parla di una mela avvelenata. Il primo musulmano della storia, chi è Zoran Mamdani, il nuovo sindaco di New York, che non potrà essere però presidente
degli Stati Uniti. In Italia la sinistra esulta, ma la nuova star progressista spegne gli entusiasmi. Non mi riconosco nel Partito Democratico di oggi, per questo la mela avvelenata rappresentata appunto con il viso di Mamdani e la Schlein in questa composizione da parte del Tempo. Per ristare in tema vi faccio vedere anche il Riformista, tema mela, in questo caso ecco il pomo della discordia. La politica si divide sul nuovo sindaco della Grande Mela e qui c'è il punto interrogativo che resta comunque dopo questa grande elezione: rilancio per la sinistra o insidia per l'Occidente? È un tema che il Riformista rilancia. Di varie altre notizie si parla su altri quotidiani, ad esempio il Sole 24 Ore rilancia una notizia che ha una importanza decisiva per il futuro dell'Europa, perché ieri c'è stata un'importante riunione fra i ministri dell'ambiente e si è deciso di trovare un'intesa, stiamo parlando dell'Unione Europea, sul taglio dei gas serra. Si chiama decarbonizzazione, i tempi sono entro il 2040, obiettivo di riduzione del 90% ma con spazi di flessibilità. Un 5% del calo può essere raggiunto con progetti ambientali in paesi terzi. Per le aziende italiane compromesso insufficiente e competitività in pericolo. È un tema che appunto, oltre a segnare quello che sarà il futuro dell'Europa e probabilmente del mondo sull'utilizzo dei gas, può segnare anche il futuro dell'economia mondiale nei prossimi 15 anni, certamente dell'economia europea. Poi c'è un tema anche legato alla manovra che diventa titolo sul Messaggero, sono stati titoli diversi, abbiamo visto soprattutto concentrati sulla giustizia ma sulla politica estera che poi si riflette in Italia. Si parla poco della manovra, ci sarà tempo ovviamente per alimentare le polemiche in tal senso, ma ecco il titolo che arriva dal Messaggero: piano casa, aiuti per i giovani, emendamento che finanzia alloggi a prezzi accessibili per coppie e redditi bassi. E poi c'è anche l'intervista al Valditara, il ministro dell'istruzione: aumenti agli insegnanti, così torniamo a dare dignità al ruolo. E certamente le nostre scuole ne avrebbero bisogno e anche i nostri studenti per ritornare ad appropriarsi di una scuola che possa funzionare realmente al 100%. Ci fermiamo per la prima parte della nostra rassegna stampa, ritorniamo fra pochissimo con le prime pagine dei quotidiani locali, qualche news dell'ultima ora che arriva dal nostro sito Sicilia Web e poi una parte dedicata allo sport. A fra poco. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale e della nostra rassegna stampa. Scusate, vi porto subito sul nostro sito Sicilia Web per darvi notizie dell'ultima ora che ovviamente non troveremo sui quotidiani ma sul nostro sito, sempre aggiornato minuto dopo minuto. Questa è la notizia che troviamo in apertura. Abusi sessuali sull'ex fidanzata quindicenne. La ragazzina, costretta anche a rubare soldi e gioielli ai genitori, è stato arrestato un giovane nel Ragusano. Entrando all'interno dell'articolo della nostra redazione, con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti all'ex fidanzata di 15 anni, la polizia ha arrestato un 21enne di Scicli. Le indagini della squadra mobile sono partite dopo la denuncia fatta lo scorso settembre dai genitori della ragazza. È emerso che la giovane, affetta da uno stato di vulnerabilità emotiva, era stata costretta a subire dall'inizio della relazione lo scorso maggio una serie di maltrattamenti, vessazioni, minacce e abusi sessuali. La ragazza è stata anche indotta a rubare denaro e oggetti preziosi ai genitori, poi consegnati al fidanzato, il quale ha utilizzato anche il bancomat della famiglia della giovane. Il ragazzo è agli arresti domiciliari. Questo insieme ad altre notizie le trovate sul nostro sito, mentre noi andiamo adesso a dare uno sguardo nuovamente a ciò che troviamo
vedremo invece sui quotidiani, partendo dalla notizia del giorno, dalla notizia della settimana probabilmente, perché chiaramente ci saranno aggiornamenti continui, vale a dire l'inchiesta che coinvolge l'ex governatore Cuffaro, il mondo della sanità e della politica siciliana. E allora sulla Sicilia troviamo questo titolo, talpe e gestione delle nomine, le mani di Cuffaro sulla regione, nelle carte trame e mazzette con il carabiniere indagato, gestione delle nomine, persino il ponte, questo per i PM è un vero e proprio sistema Cuffaro, così lo chiama anche Repubblica Palermo, perché troviamo proprio questo titolo, i fari sul sistema Cuffaro, l'inchiesta per corruzione che vede al centro l'ex governatore che investe mezza regione. Ecco qua la vastità dell'operazione, la vastità che diventa anche la vastità della notizia, ed ecco perché qualcuno già dice non sarà più come ieri. Le trame per le nomine nella sanità e sui bandi del sociale, ombre anche sulla protezione civile. Se andiamo nelle pagine interne, ricorre molto, lo vedremo anche dalle prime pagine degli altri quotidiani, il tema delle poltrone, persino il ponte, il sistema Cuffaro alla regione, con il PM che piegava la funzione amministrativa a scopi estranei all'interesse pubblico. Questo tema delle talpe resta, lo vedremo appunto in tanti titoli, ma vi faccio vedere ancora delle pagine interne, perché l'altro tema, a parte quello delle talpe, a parte l'inchiesta, lo scandalo che ha suscitato, la situazione legata a quello che potrebbe succedere in futuro anche in seno alla politica, c'è poi il tema del coinvolgimento in larga scala della nostra regione, e lo riprendiamo su Repubblica Palermo. L'inchiesta su Cuffaro, mezza regione sotto la lente dei PM, nelle carte il pranzo con i dirigenti della sanità prima delle nomine, i nuovi filoni poi di protezione civile e famiglia, indagata in tal senso la Diliberti, ma non solo, perché poi andando avanti su altri quotidiani troviamo anche la situazione legata al ponte, come abbiamo visto sulla Sicilia. Si fa anche il quadro di quello che era la corte di Cuffaro, con una foto, lo vediamo all'interno di Repubblica, che è rimasta un po' nella storia, Totò Cuffaro immortalato appunto con i cannoli il giorno dopo la condanna a gennaio del 2008. Ma c'è questo articolo interessante che riprende un po' quella che era la squadra di Totò Cuffaro, burocrati e attacché 20 anni dopo la corte di Totò. Questo leggiamo su Repubblica. Ci sono poi altre notizie ovviamente sui quotidiani che riguardano anche la cronaca, anche gli omicidi, l'ultimo quello di Capizzi nel Messinese. Arrivano delle notizie importanti, le leggiamo anche sul quotidiano di Catania, alla Sicilia, il delitto del sedicenne, il GIP di Enna convalida il carcere per i 3 indagati. La stessa notizia la troviamo anche su altri quotidiani, questo ad esempio è Repubblica Palermo con il sedicenne ucciso a Capizzi, questo è il titolo, confermati i 3 arresti, questo troviamo appunto su Repubblica Palermo. Poi c'è anche il tema legato alle operazioni e alle richieste, stiamo qua in cronaca giudiziaria, dei PM. Per l'operazione Mercurio 170 anni richiesti complessivamente di carcere. Troviamo anche in questo caso la notizia nelle pagine interne della Sicilia di Catania, mafie e pizzo all'ombra del Castello Orsino, chiesti 170 anni di carcere per 17 imputati, sollecitate dal PM condanne da 1 a 20 anni, il troncone abbreviato continuerà a dicembre con tutte le arringhe
difensive. Inoltre, l'avete sentito anche nel nostro telegiornale, le notizie che riportano a ristoranti, fast food che vengono chiusi per condizioni igienico-sanitarie non certo vivibili da parte degli avventori. E allora troviamo queste notizie anche sui quotidiani. Qua siamo ad esempio sempre sulle pagine del Tomo di Catania della Sicilia, che apre con questa notizia: topo e blatte nella cucina e 5 lavoratori in nero, chiuso un noto ristorante, controllo di una task force coordinata dalla polizia, sanzionato chiosco e deferito titolare di villa per festa non autorizzata. Questo in via Sant'Euplio. Ma poi i controlli del NAS hanno portato anche alla sospensione di un fast food presenti scarafaggi e infestanti. Purtroppo sono notizie che troviamo, non dico ogni giorno perché sarebbe impensabile, ma le troviamo spesso sui quotidiani. Altra querelle di questo periodo è quella fra il sindaco di Trapani e il personaggio, diciamo, più noto della città trapanese, anche se trapanese non è. Stiamo parlando di Antonini, presidente della squadra di calcio, presidente della squadra di pallacanestro, e potremmo dire anche in un certo qual modo ormai anche conduttore, se così vogliamo dire, visto che spesso dirama le sue comunicazioni attraverso i social praticamente ogni giorno. Ma adesso ha dei problemi con la concessione del Palasport. Lo vediamo sulle pagine di Trapani legate appunto alla Sicilia. Alta concessione del Palasport, Antonini intanto presenta la fattura. È una situazione che poi potrebbe coinvolgere, per quanto riguarda i costi, anche lo stadio di calcio. Ricordiamo che per quanto riguarda i costi affrontati, Antonini ha anche minacciato di portare la squadra di pallacanestro che fra parentesi lotta per il titolo, per il campionato italiano, di portarla fuori dalla provincia di Trapani per le varie partite. Non abbiamo dimenticato, ma vi facciamo vedere subito anche le altre prime pagine come Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia, che aprono entrambe con la notizia di Cuffaro e dell'inchiesta. Sanità, le talpe informavano Cuffaro, la dirigente regionale di Liberty e un colonnello dei carabinieri che voleva sistemare la moglie. Questo su Gazzetta del Sud. Su Giornale di Sicilia, come vi dicevamo, ritornano appunto ancora ritorna il tema delle talpe. Al servizio della cricca, un carabiniere e un dirigente regionale avrebbero passato informazioni a Cuffaro e agli altri indagati. Prima di passare allo sport, vi faccio vedere 3 pagine diverse che riguardano 3 città, 3 province diverse, con problemi da risolvere o magari che si stanno affrontando. Ad esempio, per quanto riguarda Palermo, fra i vari, chiaramente c'è il problema anche del grandissimo traffico, non tanto per riprendere il tema di un film tanto noto con Benigni. Lo smog è fuori controllo, la regione convoca la galla, superati i limiti del biossido di azoto. Una situazione simile era già stata registrata in passato anche a Catania. Dunque Palermo è il capoluogo che fa i conti con il gas, ma c'è altro. Ad esempio, per combattere tutto questo c'è ovviamente la rivoluzione green, e a Messina e provincia c'è un primato in tal senso. Già dimora 357.000 nuove piante, l'Atlante delle foreste, l'indagine annuale di Legambiente, distribuite in 357,40 ettari di terreno. Buone notizie dunque che arrivano per Messina, mentre registriamo su Repubblica Palermo il triste primato di Enna. Uno lo conosciamo, è il capoluogo di provincia più alto in Italia, ma è anche un capoluogo di provincia che non ha cinema. Questo si segnala Repubblica Palermo. Il primato di Enna è l'unico capoluogo senza un cinema, fallita anche la trattativa per riaprirne un altro. L'assenza delle sale frena la crescita, c'è anche il nodo
dei collegamenti. Questo per darvi un po' il quadro della nostra regione. Siamo andati a Catania prima, siamo ritornati a Palermo e poi ovviamente anche Messina e Enna. Andiamo sullo sport, parlando prima delle notizie legate al calcio di casa nostra, ad esempio il Palermo con Repubblica Palermo e il centrocampista Segre che parla del momento della squadra, della prossima partita con la Juve Stabia e della città. Mi ha adottato, qui senti di giocare per un'intera comunità, non è una novità al sud Italia, ma certamente Palermo e Catania soprattutto fanno scuola in tal senso. Studiare mi aiuta, Palermo mette alla prova ma ripaga con l'affetto. Abbiamo detto di Catania, ma anche Palermo sta crescendo sensibilmente sui numeri di presenze allo stadio. Invece a Catania torna di moda Caleb Jimenez perché si parla per lui di un vicino rinnovo e anche di un possibile impiego a centrocampo perché dopo l'infortunio di Aloi. Questo in casa Catania e questo sulla Sicilia. Chiudiamo la nostra rassegna stampa e la pagina dello sport con la Gazzetta dello Sport per parlare invece di Champions League con i risultati delle italiane. L'Inter che ha vinto contro il Kairat con il punteggio di 2-1 e la vittoria anche dell'Atalanta 1-0 a Marsiglia. Una serata decisamente positiva per le squadre italiane impegnate in Champions. Con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa, grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata.